Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, torniamo su PES e siamo Milan proprio contro il Venezia, giochiamo questa formazione, invece di andare a fatalità, mettiamo Echeverri che sta bene, vediamo un attimo, però anche Pino io lo metterei al posto di Leao sinceramente, Pikes anche beh però, sono un po' indeciso, però anche Gimenez e Gyökeres non è in un gran momento, dobbiamo sfruttare chi è in forma in questo istante. Pino, tutti e due a sinistra, no, sai cosa faccio? Ecco, Pino e Paixao, vai. Il buon De Ketter è un disastro, anche Tijani sta male, Tijani l'abbiamo appena venduto, quindi ci sta. Va bene, dai, qua concentriamoci sulla carriera con il Cume, con Paolo Maldini, con tutti i giocatori. Insomma, con un Milan, diciamo, secondo me, con un progetto un po' più ambizioso rispetto a quello di Furlani che ci porterà in Serie B. Milan-Venezia, San Siro, si gioca di sera. Vai raga, servono i 3 punti. Attenzione il Fofi. Vai Fofana. Per The Kuiper. Paixao che ha fatto belle impressioni. Vai Pax. Fofana, subito Fofana, prova a entrare, bravo Fofana, però la perde. Gitker. Per noi è un derby, Sandrissimo, bravo Sandrissimo. Per Claudio Echeverri, gol in Champions. Echeverri. Claudione. Subito Claudio, peccato. Walker. Vai Walker. Sbaglia tutto Walker, recupera Ellerson. Calafiori. Fofana. Ancora Igorone. Vai Igor, la mette in mezzo Igor, malissimo. Matteo Grani, c'è tutti i portieri che al Venezia forti che Matteo Grani, va bene. C'è il ruolo dove erano più coperti, va bene. Scalvini, Giorgione, ancora per Fofana, stiamo letteralmente dominando. Claudio Echeverri. Bravissimo Claudio. Jeremy Pino dorme. Milano siamo noi, solo noi. Paolo ha detto che il primo anno, va bene, vorremmo arrivare in Champions. Quindi tra le prime 3, però non quarti, almeno tra le prime 3 ai quarti di Champions e provare a vincere la Team Caz. Pino, la mette in mezzo, Pino di testa, svetta nessuno. Siamo. Attenzione, Jeremy Pino è ancora parata. Sandrissimo. Calafiori! Non ci credo. Gol. Incredibile gol, non ho capito chi mischia. Gol di Jeremy Pino, guardatelo. Grande Jeremy, un bellissimo cross di Tonali per Calafiori e Jeremy Pino porta in vantaggio il Milan. Non ho capito come. Vediamo il gol. Aspetta un attimo, ci ho capito un cazzo. Cioè. Grazie. Ho capito molto il gol, non capisco perché non andavano i controlli. Vabbè, gol di Pino. In mischia. Attenzione, Paixao prova a rientrare subito il Venezia, però. Mamma mia, subito dormita. No! Vai. Sandrissimo. Ancora per Jeremy Pino, primo gol con il Milan. Jeremy. Bravo Jeremy. Vola Jeremy. La mette in mezzo. Non ci credo. E il bebote. Segnano le ali ragazzi, non segnano le attaccanti. È pazzesco signori. Grandissima impressione di Jeremy Pino. Walker. Sandrissimo, è una squadra comunque lunga e voglio una squadra con tanti giocatori. Qua sbaglia il passaggio, un po' ambizioso quel passaggio. Attenzione. Calafiori che svetta come un fenomeno. Sandrissimo.
Sandrissimo, la da Paxao. Vai Pax, vai Pax. Pino. Per Eceverria, sbaglio. Secondo passaggio errato di Pino. Calafiori, Walker, è un dominio per rossonero. Eceverri. Si invola Claudio. Claudio, l'avete in mezzo, ancora per nessuno. Fofana! Madonna, stiamo dominando. Non è un intervento di routine, ragazzi. Sandro. Attenzione. Ah, brutto. Non ti lasceremo, ma... No, questo passaggio... Questo non va bene di cross. Ho provato un cross che è andato di merda. Ti lasceremo, ma... Sandro. Vai Walker. Texas Rangers in vola, vai Texas. Ah. Non ti lasci. Oh my. Riccardo Calafiori. Pino per il Bebote. Si è visto poco il Bebote. La perde male il Bebote. Sandro. Fallo, questo. Recupera Fofana anche lui molto bene. Sandro. Fofana. Prova la botta. Murato. Sandro. Calafiori. Attenzione Walker, finisce la prima frazione. Mamma mia che dormite. Brutto fallo di Sandro. Brutto fallo di Sandro qua. Tanti errori per la compagine rossonera. Brutto secondo tempo, brutto inizio. Ha munito Sandro. Perez. Gol. 1-1, Venezia pareggia. Gol mostruoso di Kike Perez. Che dormita. Incredibile. A San Siro pareggia il Venezia. Pallaccio rosso. Giallo. La partita si incattivisce. Monito fila. Bruttissimo. Attenzione, il Milan vai Igor, prima di uscire regalami la gioia. Vai Igor, si vola Igor. Attenzione Eceverri. Non ci credo. Claudione Eceverri, prima di uscire mi fa il gol del... Non ci credo, ragazzi. Signori, questo è un crack. Quando gioca segna Claudio Eceverri. Riusciamo a trovare un bel... ma è difficile. È un po' dura trovare, no, lo aspettiamo, non mi piace come anteprima, però veramente ragazzi, ma Claudione esce con il gol del vantaggio. 2 gol, ragazzi, Claudio Eceverri è il colpo. Sandro. Niente. Sandro veramente ragazzi, il peggiore. Walker, adesso il Milan gioca sul velluto. Pino, un Milan straripante. Dai gasiamoci almeno nel gioco. Attenzione. Adesso non svegliarsi le punte, ragazzi. Le punte non segnano. Fofana. Per Leao. De Ketelaere. Mamma mia, De Ketelaere o De Ketelaere. Mi piace di più De Ketelaere. Io amo più il De Ketelaere che il De Ketelaere. De Ketelaere, non so. Mi dà un po' da pesta Rocco De Ketelaere invece più di classe. Oh, c'è una donna. Anche dei cui per bene. Attenzione.
Bravissimo Fofana. Rafa. Dai Rafa. Rafa per Tonali, molto bene. Molto ragionata. Vai Gyökeres. 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 Prova la viscinata. Fuori. Lo sappiamo, in Italia certi attaccanti devono trovare come si dice, le giuste misure. 74esimo. Charles, vediamo Charles dalla tre quarti, bisogna capire Charles dove sta meglio. Charles si invola. Charles, no, ho sbagliato. Cosa cazzo fa Charles? Occhio, mamma mia, bruttissima questa Ellerson da solo. Non ci credo, fila. Gol, mamma mia. Ragazzi, fila mi ha graziato, in difesa comunque ancora vedo delle sbavature, Cosa fa Magic? No, il Milan incoglionito. Occhio. No, dormita ancora Scalvini. Ancora un cambio forse? No, due ancora. Siamo dei cambi. Walker è morto. Mettiamo Gimenez. E mettiamo il buon Lee. Bravo Leao. Che bello che almeno nei giochi certi giocatori sono forti. Vai Charles. CDK, fallaccio orrendo, non fischiato. Ah, ecco. Brutto sto fallo. Tonali per Gimenez. Attenzione bellissima per Kang. Cangone fiori. Peccato. Giochiamo più bilanciati, non serve offendere adesso. Marcatura stretta su Sandrissimo Tonali. Gyökeres molto bene. Vai Kang. Cangone signori. È un fatica però, È un fatica. Hanno bisogno di più ritmo però Fabio, devono farla girare più velocemente. Roba nostra, bravo Giorgio. No, perché l'ha? Perché l'ha regalata così? Bravo Gimenez, appena entrato. Ma fa la cosa giusta. Gyökeres. Kang. Bravo. Charles. I giovanotti del Milan. Kang. Vai lì. Gyökeres. Grandissimo gol. Bravo Leao anche nell'assist. 3-1. Molto bene. Con Venezia non voglio fare l'anteprima del mio Venezia. Che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Buona partita, dai. Vai Sandro, deve svegliarsi Sandro però. Sandro. Niente. Dai, un buon 3-1. Però calendario non impossibile adesso. Monza e Venezia. Calafiori. Lascia scorrere. Magic c'è. Scalvini la butta su. Fofana ha provato il lancio. Ma si è detto Gyökeres è importante. Il Bebote, malissimo il Bebote. Buon 3-1, grande Milan. Andiamo a vedere la classifica. Jeremy Pino, man of the match. Oh, che cazzo del crollo. Fa fatica le big, Cioè l'Empoli e il Como sono i primi, secondi, noi siamo là comunque. Empoli e Como incredibili. Inter e Juve per il momento disastrose. Adesso abbiamo la Champions League col Porto. Raga, siamo in Champions League alla seconda contro il Porto, bisogna far punti. Abbiamo comunque il Teo è fuori 6 giorni ancora. Cazzo Scalvini non c'è, no, non possiamo mettere un difensore così. E mettiamo Tomori. Fofana che è morto. Mettiamo Ricci. Prendercele, ok. E qua no, beh, di Cooper per forza.
Andiamo così ragazzi, andiamo a Oporto per staccare il biglietto, non so per cosa. Dopo il pareggio in casa col Girona dobbiamo assolutamente fare punti a Oporto. Che bello giocare a Oporto. Io sono soddisfatto di giocare a Oporto. Perché giocare a Oporto vuol dire essere grandi uomini. Dopo ste cagate, andiamo a vincere, dai! Benvenuti a tutti voi che vi siete appena sintonizzati. E stadio Dragao della UEFA Champion Lega, come si suol dire, la Champion Lega, signori. Citato così per Vai. essere contrastanti. C'è chi ha sottolineato la prova della squadra, che è stata comunque discreta. Chi invece si è Importante andare bene in Champions finale. per dare prestigio al Milan, 7 volte campione, ma Imporsi con sicurezza sugli avversari. Buon divertimento. qua chiaramente noi ci basiamo sulla stagione, quindi qua, campione d'Europa il PSG, Pubblico stasera ce lo sta dimostrando. L'atmosfera ci basiamo sulla stagione 25-26. è elettrizzante. E dopo aver iniziato il girone così, Vai, hanno subito Sandrissimo, voglio Sandrissimo adesso però. Stavolta servirà più Bello, scorrevolissimo, Charles bellissimo per Walker. tratti distintivi di questa squadra. Attenzione, Gyökeres se ne va, Gyökeres! Fallo, oh, non ci credo. Decide certo oggi, ma sapere che Vabbè, correre la qualificazione questa non l'ho ben capita. stare tranquillo prima di scendere in campo. la partita è Brutto fallo di Charles. Fallo orribilante di Charles. Rosso a Charles. in tasca a cercare il cartellino. Incredibile. Rosso diretto. La doccia allo spazio. Red card per Charles. La manzina del mister. Mamma mia, che disastro Charles. Dovrà affrontare il resto della partita in 10. Andiamo il talismano Ecceverri. Pino. Siamo qua Pino. Senza Carletto sarà dura però. Jimenez. Andiamo così. C'era movimento in panchina, finalmente Mamma mia che fallaccio di Charles però. Qui abbiamo mezz'ora per comunque cercare di vincere, solo che in 10 sarà dura. Attenzione Ecceverri. Vede una difesa cauta. Tijani. perché questa mattina Tijani. Reinders. Mamma mia che brutto. Conclusione sul fondo. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Male. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Tonali. Tonali. Reinders. Jeremy Pino. Ci prova. Pino che invenzione per Gyok. Ottimo salvataggio. Cosa aveva fatto? Ragazzi Pino è titolare. Poi Pino show raga. Sta di peso e gliela Ceverri, bravo anche Ceverri. E i sbarbati, Fioi. Tijani. cerca aiuto nella zona laterale. Si libera della palla ed evita complicazioni. No, zio. Rimessa laterale. Porto. Qui si Ah, Dio mio. Attenzione. si libera con un dribbling. Fioi. No, adesso, bravo. Rubare palloni così. Tijani. Non è il caso. E Ceverri. Mamma mia, Claudio. Claudio show per Tijani. Tijani si invola. Ancora Tigi. Tigi! A bocca, Rio. Buon pallone recuperato, un contributo entusiasta anche alla fase difensiva. Questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura. Niente. Incredibile, sta Champions League stregata. Cerca l'uomo là davanti. Occio, bravissimo. No, che anticipo. Brutta questa. Prova a darla profonda nello spazio. Gian Mario la mette in mezzo. Roba nostra. Tutti a vuoto. Vai Jeremy, bravo Jeremy. No. Calcio di punizione. Ah, ecco. Di Kuiper. Prova a tirarla su. Lancia il pallone in avanti. Gyökeres. Il Milan, calcio di punizione. Oh, non sbaglia una sponda sto uomo, però. Tonali, bello. Vai, Maxim.
Niente. pulita in questo frangente. Hanno girato. Bravo. Pino. Trova la conclusione in Andava sti qua, oh, ma... Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Bravo Gimenez. Echeverri. Buono. Vai Claudio. No, Grande no. intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. pallone interessante. No, c'è il Buso. È stanco di Kuiper. È stanco il de... Bravo, però va coperto bene. Ecco che la rimessa Magic, bravo. No, cazzo, ma bloccala. Tigiani, Sandro. Chissà Fabio se le squadre si accontentano Echeverri. di pareggio o si assisterebbe. Fallo, bravo, Echeverri, bravo. il Milan al calcio di punizione. Calafiori. Tomori. Stanno temporeggiando Sandro. il tempo. Hanno bisogno di guadagnare campo. Claudio. Qua l'ha provata un po' troppo difficile. Benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Dai, pressiamo tutto campo. Ventesimo, ancora 0-0. Un pareggio a Porto in 10 può anche starci, De Ketter è male però. Mosco Sousa. Vicino in ottima posizione. No, il buco. No, che buso, che buso. Gol. Pagata così. In Champions male. Il difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci Fabio. Brutto liscio, Tigiani. Gestire in questi lunghissimi minuti. Gyökeres. Ancora errore. Attenzione! Non ci credo, ancora l'ultimo, ancora Echeverri. Non ci voglio credere. Come col Girona, vabbè, ma non ha senso. Ma non ha senso. Ha potuto insaccare con tutto. Ma nulla ha senso, signori. Guarda cosa ha fatto. Difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Sono 2 i gol per lui in questo torneo. E tutti così, e tutti così. E tutti così. Non ci credo, la pareggiamo subito. La Champions è pazza, sta Champions del Milan. È la Champions di Claudio Echeverri, signori. Non c'è più tempo. Non ci credo. Quest'uomo è da pallone d'oro. La legge di Claudio. Stavolta speriamo in un pareggio. Mamma, ancora Claudio Echeverri MVP. E si gode, e si gode. Speriamo in un pareggio anche tra il Girona. No, Salisburgo stravince. Attenzione. Situazione in pericolo nel girone F. Raga, siamo contro Lecce del maestro Giampaolo e mettiamo Pino e Pulisic, voglio provare. E posso dire anche Walker per di mezzo. Vai. Stadio Via del Mare. Mamma mia. Champions League salvati ancora, cioè Echeverri 3 gol tra uno in campionato e uno in Champions, cioè, è il boss della squadra. Stadio Via del Mare. In questo splendido Guardalo. non potevamo sperare in un clima migliore per l'incontro di oggi. Solleone, venticello, Vai. di nuvole, cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi che Cercare di fare i punti. compagnia e Pino, guarda Pino. Anche perché Fiori qua Inter Juve disastro. Abbiamo Como e Empoli in testa, sai, robe turche. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Vada come vada, siamo qui per Bravo Calafiori. ogni dettaglio. Calafiori è il migliore comunque, il migliore acquisto finora. Sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. Bravo Gimenez. No, questo non è fallo in nessun stato. Si ripartirà con un calcio da fermo. Ah. Occhio. Bravo me. Oh. Mamma mia. Vai Victor. Maxim. Attenzione Puli. Vai Puli. Cap. Vai Cap. Madonna, Cap.
Scelte forti, ragazzi. Entra De Ketteler che voglio dare una chance ancora. Paixão e Ceverri. Vai. Si riparte per il secondo. Vai Paixão. Malissimo. Pulisic proprio male. Possono cambiare. Di cui per... Speriamo che la gara si accenda. Attenzione a Pax. Pax, cosa aveva fatto? Peccato. Pax. E mezzo. Tijani. Tijani. Reinders. Non va. Scodella in avanti. Paixão. Gyökeres. Con la transizione rapida. Bello per Tijani. Vai Tigi. Vai Tigi. Con lo spunto. La metti in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Mamma mia, sono un casfigai però, Davvero male il contropiede. Che buso. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Bravo Giorgione. No, vabbè, cioè. Fallo netto. Nessuno Netto. da parte del direttore. Fallo netto. Va bene. Va bene. Di cui per Igor Paixão. Vai Pax. Azione sulla corsia di sinistra. Vai Pax, vai Pax, vai Pax. Si libera e va. Fallo. Questa volta non si passa. No, vabbè. C'è un cupolotto contro di noi scandaloso. Bravo Sandro. Di cui per... Prova a dargli La dai in mezzo. lo Un spazio. inserimento perfetto, Fabio. C'è il cross. E Ceverri. Niente. Non posso averci sempre Claudio, però è uno sbarbato, ragazzi. Inoltre la metà della partita, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Roba nostra, roba nostra. Bravo Cala. Responsabile, non ha trovato l'uomo però. Avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Partita rognosissima qua a Lecce. Bravo Claudio, mamma mia come gioca Claudio. Claudio, lancia Igor. Tocco preciso. No, vabbè. Non è vero, non è vero. Azione senza senso. Grande Gyökeres, grande finalizzatore, ma Eceverri Paixão. Da urlo, Eceverri titolarissimo, inamovibile. Guarda cosa fa. A fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica. Mamma mia. Deve solo spingerla dentro. Dando istruzioni ai suoi in panchina è venuto il momento Che Milan, signori, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo da questi giovani qua. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati. Molto bene. E Maldini gongola. sceglie di andare per vie verticali. L'unico è De Ketteler proprio che boh. Grande movimento nello spazio. Manda il difensore al bar con una finta e se ne va. Occhio. Mamma quanto l'ho rischiata. Dai fallo, vabbè. Va bene. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. Dai, evitiamo l'angolo. La Niente. partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. De Cooper è morto. Ancora due cambi. Chi metto? Facciamo così. E mettiamo Loftus per Reinders. Loftus boh. Occhio. Aia. Bravi. No, che sfiga. Madonna. Si incazza Magic che fa bene. Bel tiro, tenuto basso, cosa che mette quasi sempre in difficoltà il portiere. Gyökeres. Palla in avanti verso il compagno. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. Il punteggio Merda. è quindi di 1-0. Ci prova con un pallone profondo. Cross al centro. Bravi. Bravo Gimenez. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Eceverri. Eceverri si invola. In partita.
Loftus-Cheek. Loftus, bravo per Paixao. Che cazzo mi ha preso? Però giocano meglio questi, raga. Cambiate la partita in seconda frazione. Walker. Sandrissimo. Qua è fisicamente Paixao. Fa fatica. Occhio. Bravo Walker. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è tempo. Ecco, l'unica roba che fischiano dei falli incomprensibili. Grande Magic. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella Dobbiamo tenere, raga, sono punti pesantissimi. La scarica è il più lontano possibile. Sento che calendario facile a parte le prime due. Molto bene Igor. La profondità. Prova il cross. Madonna Carletto, mi stava regalando il gol. Il gol del 2-0. Peccato. con il gol avrebbe messo al sicuro risultato. Però ci siamo, dai, ci siamo. Hanno bisogno di più ritmo però Fabio, devono farla girare più velocemente. C'è la palla lunga in avanti. La vittoria nelle loro mani. Aspettano solo il fischio dell'arbitro. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Occhio Fiori. Peccato l'offside del guardalinee. Meno male. Che sofferenza però. Al mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Naturalmente ora cercano di temporeggiare. Tonali. Calafiori. Pallone interessante in verticale. Peccato. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. No, adesso, no, adesso. Che buco brutto. Azione veloce. Ma Scalvini ci salva. Loftus-Cheek. Lungo passaggio in avanti. Gyökeres ancora sponde magiche. Mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Cazzo, non è finita però. No. La mette sulla sinistra. No, no, adesso che mi girano i maroni. No, che brutto. Bella palla, senza la conclusione. Ma che gol si è inventato il Lecce. Ma che gol si è inventato il Lecce. Non ho parole. Azione stile Barça. Anche troppo direi. Qui è molto da apprezzare il movimento Il direttore di gara fischia da Vabbè, 2 punti persi. Vabbè, lasciamo perdere. Lecce si è inventato un gol fantasmagorico, il maestro di merda. Addio. La Juve vince, torna alla vittoria la Juventus. L'Inter arranca, Lazio prima, Bologna, Roma la classifica si sta un po' delineando. Napoli però 17. Crisi napoletana. Raga, sotto il comando veneziano, se avevo il Catanzaro in Coppa Italia, mettiamo le seconde linee. Ciao!